Amici bellini, forse sono riuscito a trovare un titolo che racchiude due argomenti di cui volevo parlare, e quindi il bilancio dei nostri nazionali che stanno finendo adesso di giocare, quindi altri gol e altre cose, e il bilancio del Napoli in generale che sta facendo discutere. Cominciamo! È troppo importante. Quanto è importante trovare un titolo che sia accattivante per far sì che venga cliccato? Quanto è importante? Sembra Plupo, ma no, è Lupo. Benvenuto e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Ringraziamento generale per chi ha seguito un'altra live folle. Eravamo in pochi, ma è giusto così perché il fantacalcio non interessa a tutti, specialmente il mio fantacalcio, che ve ne frega. Sicuramente ve ne frega di più di sapere che tutti i nazionali del Napoli, il bilancio è positivo, nel senso che ha segnato pure Marianucci, cioè stiamo parlando di qualcosa di veramente straordinario. E poi vediamo anche qualche numero di bilancio che può interessare ad altri. Facendo un recap generale, in questo momento io ho aspettato perché sta giocando anche Anghissà e lì ovviamente sappiamo che siamo sempre in tensione per quanto riguarda i giocatori e gli infortuni, perché c'è stato un infortunio pesante anche per il City, ho letto Marmoush, quindi attacchiamo un attimo il cavetto e cerchiamo di capire. In questo momento è ancora in campo l'Italia Under 21 che è finita, era rimasta in 10 uomini al 25esimo, ma Marianucci sullo sviluppo di un calcio piazzato riceve fa un movimento da attaccante proprio perché era in fuorigioco, fa quel passettino per rientrare in gioco e raccoglie un assist di Ndur facendo un tiro a incrociare nell'aria, andando a incrociare di destro, un bellissimo gol, veramente un gol da attaccante che vi ho lasciato, perché io lascio sempre quando posso, nel canale Telegram che trovate in descrizione, dove io lancio tutte le notifiche. Ogni tanto posso postare anche dei videetti che qua ovviamente per questioni che sapete non posso postare. Quindi segna Marianucci in questo momento, manca pochi minuti, decisivo per la vittoria dell'Italia. Sta perdendo Anghissà, che oltretutto in questa formazione lo portano attaccante, ho i miei dubbi, non ci fanno vedere nessun tipo di hitmap così, ma credo che un Buemo un po' più avanti, Anghissà un po' più dietro, lo stesso Kudu credo che possa essere attaccante. Lasciatemi la libertà di non conoscere le tattiche del Camerun, però qua a me interessa semplicemente che stia ancora in campo e che vada tutto a posto. E poi ieri ovviamente è successo la qualunque e volevamo anche non parlarne proprio, in segno simbolico quasi di protesta per dare un segnale così, ma ovviamente se ne parla perché interessano i nostri giocatori. E segna Politano, segna un gol non banale in una partita assolutamente folle, e io ieri ne ho parlato in live, non vi chiedo di recuperarvi la live, però vi posso accennare che avevo ascoltato Gattuso nel post Estonia, dove diceva sì tutto a posto, si prendeva i complimenti che gli stavano facendo, ma diceva dobbiamo stare un po' più attenti su delle cose, ci siamo presi delle libertà che con l'Estonia magari ti puoi prendere e con altre squadre no. E già nella partita di ieri si è visto che negli 1 contro 1 siamo andati un po' in difficoltà. Gattuso voleva più raddoppi, poi ai 2 gol ce li siamo fatti da soli, con autogol di Locatelli, autogol clamorosissimo di Bastoni. Però Kean è on fire e io sottolineo anche la prestazione di Retegui, che si è messo più a disposizione di Kean per fare anche un po' di regia offensiva. Il Raspa segna ancora. Io posso avere un diamante, un collier di brillanti e decido di prendere bigiotteria. Avevano un collier di brillanti e hanno deciso di scaraventarlo dalla finestra. Non sarà un numero 10 classico come li abbiamo avuti Roberto Baggio, Totti, Del Piero e questi qua, però è uno che comunque la porta la vede, gioca pochi minuti e comunque riesce sempre a mettere uno zampino, e tutti gli zampini qua sono stati decisivi, perché alla fine ne abbiamo fatti 5 ma ne abbiamo presi 4, quindi sarebbe stata una tragedia pazzesca. Anche Politano si prende una bella soddisfazione dopo aver cominciato con un assist. Abbiamo accennato nei video precedenti quello che è stata la partita di De Bruyne, che fa 2 gol e un assist nella seconda partita, e nella prima già aveva fatto un altro gol, quindi è una roba veramente sta come un pazzo, fascia o non fascia, Garcia o non Garcia.
De Bruyne va per la sua strada, così come Elmas, a cui purtroppo non hanno assegnato quel gol straordinario che vi ho postato nel canale, ma hanno assegnato come autogol, credo, del portiere, che la devia un pochino, ma insomma si fa una serpentina sulla sinistra, ne scarta 5 o 6 e mette la palla in porta. Quindi anche Elmas molto bene. Purtroppo Lang non ha giocato, Lobotka invece ovviamente se le fa sempre tutte da titolare fino alla fine. Olivera prende un cartellino giallo nella prima partita, quindi è potuto tornare prima perché risultava squalificato per la seconda partita. Rachmani lo sappiamo, purtroppo speriamo che si possa addirittura recuperare per il Pisa, dovrà saltare sicuramente Fiorentina e City, vediamo se per il Pisa si può tornare. E qua ritorneranno in auge le discussioni: giocherà Beukema, giocherà Buongiorno, Juan Jesus insieme, si punta su Marianucci oppure no. Io ho un'idea abbastanza precisa. Se per quanto riguardava Rafa Marin l'anno scorso io ero convinto e d'accordo con Conte che non mi sembrava pronto e forse non avrei rischiato, e capivo anche l'utilizzo di Olivera centrale, cosa che continua lui a fare nella sua nazionale. Per quanto riguarda Marianucci, secondo me c'è più potenziale, c'è più tecnica, e non lo so se Conte effettivamente si fida, perché tutti questi acquisti che il Napoli ha fatto, e adesso andiamo agli acquisti, andiamo alle cifre, sono alcuni acquisti in prospettiva che devono crescere dietro ai titolari. Questa è un'opportunità per qualcuno. Credo che di base abbia più senso far partire Beukema, che ha già buona esperienza in Serie A di buon livello, e quindi io mi orienterei verso Buongiorno Beukema. E anche per capire in prospettiva puoi anche fare un discorso, dice magari non voglio appesantirli troppo per la partita col City, dove servirà esperienza, servirà sangue freddo e ti vengono da tutte le parti, e quindi bisogna fare dei ragionamenti in questo senso. Segna anche Højlund nella partita con la Grecia, è un tap-in, niente di che, però Højlund è uno di quelli che sta partendo dalla panchina nella sua nazionale ed è molto ottimo è molto ottimo che resti in confidenza con il gol, magari anche psicologicamente. Tu lasci Manchester United che sappiamo si porta dietro un po' di problemi, l'aria nuova, il caffè, il sole, il grande clima, che poi gli stessi McDonald's hanno parlato tutti, ti dà quella, ti ringiovanisce, ti dà quella spinta energetica. E quindi il gol di Højlund anche non è male, considerando che si continua a ragionare: ma Lucca, non Lucca, mettiamo Højlund subito. Penso magari non dalla prima partita, però un Højlund contro il Manchester City, che può aver conosciuto anche, secondo me non è una cattiva idea. Quindi si può ragionare sulle due partite, adesso lo dobbiamo fare quest'anno perché ci sono i vari impegni. McTominay si fa un assist e Gilmour, particolarità che non uscirà sui tabellini perché il secondo gol è un autogol, ma è un cross di Gilmour, è un passaggio di Gilmour verso McTominay, e per anticipare McTominay esce l'autogol. Quindi anche Gilmour si toglie una soddisfazione. Nella prima partita non aveva giocato da titolare, nella seconda sì, come vedete, insieme a Ferguson nel centrocampo, con McTominay più avanti. Molto carina la Scozia, e questo è, credo, insomma, dobbiamo capire. Vabbè, Politano l'abbiamo detto, Di Lorenzo ha giocato. Se mi dimentico qualcosa voi mi date manforte nei commenti. Finita la partita del Camerun, si è fatto tutta la partita anche sa, quindi voglio stare tranquillo. E decisivo risulta Marianucci, che bello, che bella soddisfazione anche per lui, Ora, volendoci spostare in una situazione così, ci sono un po' di cose che volevo dirvi. Allora, prendendo dati da Calcio e Finanza, la differenza grande che spesso quando si fa il discorso hai venduto quello a tanto, poi ne hai comprato quell'altro a tanto, la differenza è, purtroppo questo non vale nella finanza poi calcistica di una squadra di calcio, perché si deve parlare delle plusvalenze, si deve parlare dell'impatto a bilancio. Qui, se questi numeri sono corretti, io dico sempre se, perché lo stesso Calcio e Finanza spesso, non dico spesso, ma può sbagliare, anche loro possono sbagliare, prendono le cifre da quello che si trova sul web, perché poi i bilanci si presentano alla fine dell'anno. Insomma, facendo un calcolo, questi sono gli acquisti del Napoli. Poi quelli che vogliamo considerare effettivamente prestiti sono solo Elmas e Højlund, mentre Milinkovic-Savic, che noi sappiamo previene prestito ma poi scatta l'obbligo,
Idem per quanto riguarda Lucca, con quelle clausolette, devi fare un punto nel girone di ritorno, queste cose qua, vengono considerati acquisti a tutti gli effetti, e il valore di acquisto è un conto, cioè il prezzo totale del cartellino che costa un giocatore, vedete 21,5, Lucca 35, poi ci sono i bonus che spesso non vengono calcolati, ma tu devi calcolare l'ammortamento che fa il primo anno, e cioè nel Napoli lo fa diversamente dalle altre squadre, cioè metti a bilancio metà del valore, invece di farlo, il Napoli lo fa decrescente, prima metà, poi un po' di meno, poi un po' di meno, poi un po' di meno. Le altre squadre lo fanno fisso, cioè dividono per gli anni di contratto. Quello che ci interessa più che la spesa totale fatta, cioè i 150 milioni spesi, ci interessa l'impatto a bilancio. Sembra quasi che sei poco. Allora, che è di 94, quasi 95 milioni. Ci aggiungiamo poi l'impatto a bilancio del prestito di Elmas e di Højlund, e poi bisognerà ragionare l'anno prossimo, e si arriva a questa cifra di 121 milioni circa. Dopodiché sulle cessioni, qua per esempio Osimhen lo porta a valori di cessione, già lo porta a 75, però non lo so, perché lo stai mettendo nel bilancio questo qua, già 75 milioni, nonostante si sia detto che il pagamento in tre tranche, che poi ti danno il resto dei soldi l'anno prossimo. Questo sarebbe carino chiedere. Insomma, se queste sono le cose, il Napoli l'impatto a bilancio positivo, cioè che ti entrano, sono 127, aggiungendoci questi 11 rotti che poi sono i vari prestiti che poi possono essere riscattati l'anno successivo, e altri giocatori con cui tu risparmi quello che sono un potenziale ingaggio che avresti dovuto, anche se non ci fai niente, però risparmi quello che avresti potuto pagare. Insomma, il saldo, il bilancio, risulta questo qua e non risulta questo qua, cioè che tu dici, se il Napoli ha speso 150 e ha venduto per 110, siamo in rosso di 40 milioni, è asciutto pazzo padrone. E io faccio, penso per il quarto anno consecutivo, un video dove dico non è uscito pazzo proprio niente, si poteva fare, e come si è fatto con gli impatti a bilancio. Il Napoli è addirittura in positivo, perché le cessioni ti danno un impatto, è sempre la questione Osimhen che sposta, ma le cessioni ti danno quasi 140 e ne hai spesi praticamente un po' più di 115, quindi 20 milioni al bilancio di quest'anno sono in positivo. Ecco perché tu puoi permetterti l'operazione di Højlund in prestito e non dovevi prenderti una Scartì o rimanere senza soluzione di fronte all'infortunio di Lukaku. Se questo è programmato, nel senso che tu dici io posso fare anche un'operazione quella là di emergenza perché c'erano i soldi a disposizione nel bilancio, secondo me è ottimo quello che si è fatto quest'anno. E poi questo, come vi faccio un paragone fantacalcistico anche se non vi interessa, ma per farvi capire, esistono le aste dove tu dici l'asta l'ho comandata, ho fatto quello che volevo, ho preso dei giocatori a prezzo logico necessario, non li ho strapagati, ho fatto qualche affare, ho buggato qualche ruolo, cioè ho preso 2 top di centrocampo e c'è una squadra che non ha top. Hai vinto l'asta l'hai vinta, puoi tornare a casa soddisfatto. Poi ti devono valere sul campo. Ti devono rispondere sul campo, perché tu sulla carta hai fatto bene, hai fatto tutto quello che dovevi fare. Adesso però la palla rotola e deve entrare nella porta giusta, perché è evidente che noi adesso siamo tutti sereni e tranquilli, ci guardiamo le nazionali, guardiamo non ti fare male, eccetera, oh che bello ha segnato Politano, e va benissimo, perché chissà segna all'ultimo minuto contro il Cagliari di una partita sofferta ma meritata, vittoria sofferta ma meritata. Questo è il calcio, la bellezza del calcio. Tu puoi fare tutto bene, però poi ti ritrovi davanti degli avversari che sono in giornata, il portiere che ti fa i miracoli, e cominci poi a riconsiderare tutto quello che hai fatto e dici Lucca non è buono, l'hai strapagato, andiamo in difficoltà economica, quell'altro che l'hai piato a fare che non gioca. Capite? Quando io cerco di analizzare sulla carta quello che hai fatto in potenziale e poi separatamente, senza dover pensare per forza a quanto hai speso, anche perché vedi stiamo a posto, poi si giudica sul campo come ti rendono questi giocatori, e sono giocatori che in ambito internazionale, lo stiamo vedendo e questo è un fatto, stanno rendendo alla grande. Sono giocatori che hanno un grandissimo potenziale, che messi nelle loro condizioni segnano tu, segna pure Politano, segna pure Marianucci, segna Højlund, un tapin, segnano tu. Quindi bene, il potenziale c'è, l'allenatore c'è, la società si è mossa bene. Questo significa scudetto assicurato? No,
Assolutamente no, ma significa che ci sono i presupposti per una stagione bella che noi ci dobbiamo godere partita dopo partita. E io mi risposto di qua e vi chiedo i like finali controllando sempre sul gruppo Telegram se non è successo qualcosa, perché altrimenti tutto il video è tutto inutile. Il recap così, anche se ha giocato tutta la partita, tutto a posto così. Bene, ad occhio e croce tutto a posto. Io ho finito tutte le mie squadre di Fantacalcio. C'è il Fantascarso Classic con gli amici bellini abbonati, c'è il Fantacalcio con i cugini, così ci teniamo in contatto, la scusa per tenermi in contatto con l'Italia, con i miei cugini. C'è il mio prima mantra, che diventerà mantra storico se lo continuo a fare, con gli amici Iannone, e poi abbiamo aggiunto il mantra scarso, che abbiamo fatto l'asta ieri, e vi vorrei fare un recap, ma non è questo il video, e magari lo faccio solo per chi è interessato, magari solo per gli abbonati. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Mi sta cominciando a piacere anche il colletto di questa maglia, l'ho presa, ma vada, almeno la sfrutto.